Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con veloce Eli Step, mentre ci sono state diverse rotture. In seconda posizione prova a filtrare probabilmente Lomar, mentre c'è il tentativo in avanti da parte di Exclusive Wise L. Numero 2 è Lomar squalificato. Eli Step passa. E così Numero Exclusive Wise 8 L al Esmeralda comando. Griff Nei confronti di Eli Step squalificato. in terza posizione c'è Elettra Griff, che è partita molto bene da 20 metri indietro e ora si trova a 20 metri dalla testa, ma in terza posizione. E così 39 per i primi 400 di corsa da parte di Exclusive Wise L, che mantiene buon ritmo al comando. Eli Step in seconda posizione, in terza Elettra Griff, in quarta Elmo Jet, poi ancora Enoch Kapar e quindi Eclipse Adri dopo 600 in 46,4. Prosegue nel suo percorso d'avanguardia Exclusive Wise L, che si porta sempre in scia Eli Step, la terza posizione per Elettra Griff, gli altri molto più indietro con la mossa da parte di Eclipse Adri, che prova a passare, a condurre nel pelotoncino degli inseguitori mentre galoppa Elmo Jet. Il giro se n'è andato con una frazione in 30 e mezzo. Numero 5 Elmo Jet squalificato. E il chilometro in 1:16,7. Prosegue a buon ritmo Exclusive Wise L al comando nei confronti di Eli Step e di Elettra Griff, poi Eclipse Adri e quindi Enoch Kapar. Tutti ben sgranati a un giro dalla fine. Frazione davanti alle tribune molto veloce, 1:39 3/4 di miglio. Exclusive Wise L in vantaggio, Eli Step in seconda posizione, in terza Elettra Griff. Gli altri più indietro quando siamo all'approccio della retta opposta alle tribune, un altro 14,9 sparato da Exclusive Wise L, che continua ad andare via tutta. Eli Step che è lì in attesa degli eventi, poi Elettra Griff sempre una decina di metri più indietro quando siamo all'imbocco della piegata conclusiva. Eli Step che si fa minacciosa su Exclusive Wise L, che si mantiene in vantaggio, poi Elettra Griff che prova ancora a ricucire il gap. Quando siamo ormai all'ingresso della dirittura d'arrivo, Exclusive Wise L in vantaggio, Eli Step che prova a spostare, poi Elettra Griff che viene a centropista, la retta per Exclusive Wise L che è in vantaggio nei confronti di Eli Step e di Elettra Griff. Exclusive Wise sempre con quella lunghezza da gestire, Exclusive Wise L che nel finale si difende e vince da Eli Step al terzo Elettra Griff. 36 ad arrivare, 1:16,2 il ragguaglio cronometrico per il cost to cost di Exclusive Wise L, Leonardo Vastano, Marco Marini. Leonardo Vastano che è anche proprietario della figlia di International Money, che si impone in percorso di testa avanti ad Eli Step e Elettra Griff, 3-4-10, l'ordine d'arrivo molto probabile della seconda.